Buongiorno e benvenuti ben svegliati, nuova puntata di 7 in punto. Buongiorno al nostro primo ospite. Ho qui con me questa mattina Andrea Roncato, fisioterapista dell'ospedale di Chioggia. Cominciamo con le puntualizzazioni? Subito, responsabile del reparto di fisioterapia dell'ospedale di Chioggia? Sono un medico, certo, ovvio, specializzato in medicina fisica e riabilitazione. Ah, mi avevano dato e una invece scheda. Il fisioterapista è sempre una persona laureata, adesso recentemente, in riabilitazione. Quindi la sua specifica medico con che specialità? Prima sono laureato in medicina e chirurgia, certo, e poi specializzato in medicina fisica e riabilitazione. Ah, ok, quindi non c'è un unico termine per definirla? No, quindi io un fisiatra neanche? Il fisiatra, io sono un fisiatra. Oh, ecco, allora ho sbagliato. Io sono un fisiatra. Oh, abbiamo un fisiatra. Chiedo venia per questa... No, ma non c'è necessità di specificare. È giusto, insomma... Qual è la differenza tra fisiatra e fisioterapista? Sfruttiamo questo mio errore per delineare anche dei confini. Sì, sperando che dopo i colleghi e amici fisioterapisti sono due competenze diverse. No, sono due competenze diverse. Spieghiamo. Allora, il fisiatra è laureato in medicina ed è specializzato in medicina fisica e riabilitazione, quindi effettua le visite, fa la diagnosi e insieme al fisioterapista lavora sul paziente. Il fisioterapista quindi è la persona che agisce direttamente sul paziente, che applica le tecniche, ok? E che insieme a me lavora per preparare il piano di trattamento, che verifica come procede e che poi alla fine insieme ci troviamo per vedere qual è stato il risultato finale. Il fisioterapista non è un medico allora? Il fisioterapista non è un medico. No, questo è l'elemento che dobbiamo evidenziare. Visto che abbiamo un medico, quindi abbiamo un fisiatra, lei è dell'ospedale di Chioggia. Innanzitutto parliamo delle principali questioni che deve affrontare in un ospedale come quello di Chioggia, no? Un ospedale che ha una sua specificità, se vogliamo una specificità territoriale, sì, una specificità anche perché è una località balneare, quindi quali sono le questioni che ogni giorno le si trova a trattare? Beh, noi lavoriamo sia sono due grosse, lavoriamo sia all'interno dell'ospedale, logicamente per tutti i pazienti che sono ricoverati all'interno dell'ospedale e in tutti i reparti, e lavoriamo anche con pazienti che accedono invece dall'esterno, quindi dal territorio, e che vengono quindi a fare riabilitazione a livello ambulatoriale. Quindi la mia attività si divide tra queste due grosse fasce, che sono comunque anche comunicanti. Lavoriamo con tutti i reparti dell'ospedale tramite le consulenze e tramite l'applicazione della riabilitazione a livello proprio del paziente ricoverato. Okay? La riabilitazione del paziente ricoverato significa, quindi, perché uno pensa al fisiatra e pensa a chi ha dolori vari, vuoi per contratture, vuoi anche per malattie che riguardano l'apparato scheletrico, l'apparato osseo, l'apparato muscolare. Però lei dice che ci sono anche persone che voi dovete, visto che si lavora in equipe, intervenire anche magari persone ricoverate per altre patologie, che sono invalidanti, a e livello voi dovete... ospedaliero si lavora moltissimo su questa cosa qui. Ci fa un esempio, appunto, gente colpita da ictus, colpita da sì, infarti, colpita... Noi cominciamo a lavorare, noi prestiamo la nostra attività a cominciare dal nido. Che tipo di riabilitazione fate ai bambini del nido? Quando ci sono problemi, per esempio piccoli traumi alla nascita, le fratture di clavicola, le malposizioni del capo, i piedini torti, sono tutte cose che vengono valutate già nei primi giorni, si instaura già dai primi giorni il trattamento quando è necessario, si rivaluta poi a distanza di tempo una volta che il bambino va a casa, per cui sono tutte cose, cominciamo da lì. E passiamo poi a tutte le altre specialità. Lavoriamo con la chirurgia generale, logicamente dopo un intervento chirurgico il paziente ha bisogno di riacquistare e di riabilitarsi, noi lì interveniamo, cominciamo a verticalizzare i pazienti, cominciamo la mobilizzazione, a rifarli camminare, lavoriamo con l'ortopedia, traumatologia e ortopedia di elezione, sia durante il ricovero che dopo la dimissione, per continuare, quindi per dare continuità assistenziale una volta che si è dimessi. Lavoriamo con la cardiologia,
con la riabilitazione cardiologica, sia all'interno del momento del ricovero della fase acuta, sia nella fase post-acuta una volta che il paziente è stato dimesso, perché la riabilitazione cardiologica è fondamentale subito dopo un fatto acuto. Infatti, lavoriamo con la geriatria. Quanto è importante, no, per, chiamiamola così, la guarigione da qualsiasi tipo di malattia, perché poi entriamo anche nel merito di un ragionamento, insomma, di tutto quello che si sente in questo periodo di tagli alla sanità, no? Ci vediamo sempre più dimessi con rapidità, no? E quindi sia come il timore che sia la riabilitazione, questa conquista recente secondo me della medicina, che possa essere penalizzata. Invece lei mi dice no, noi ci siamo e siamo vigili. Sì, ma è da molti anni che ormai in tutti i piani sanitari la riabilitazione ha un valore importante, si dà un valore importante, giusto ed importante alla riabilitazione, perché interveniamo in tutti gli aspetti, in tutte le età, come le dicevo prima, e quando dobbiamo restituire, reintegrare, riabilitare, riavvicinare a una normale attività un paziente, penso che sia fondamentale, è quello che ci chiedono i pazienti, è quello che vogliono i pazienti. Ma è anche una soluzione poi per quanto concerne da un punto di vista proprio del riportare il paziente alla sua massima normalità, quindi renderlo il più autonomo possibile, riabilitarlo e anche abbattere poi i costi che ci possono essere, insomma. Sicuramente questo sì, i costi per la società, i costi per la famiglia, i costi per la persona stessa, insomma recuperare un'abilità, recuperare una capacità di essere autonomi per quanto possibile, direi che è Lei fondamentale. dice da molti anni il concetto della riabilitazione è stato sottolineato, però molti anni, ma rispetto a una medicina di un tempo, no, dove si stava tanto ricoverati, tanto a letto, non ti alzavano dopo un intervento, è stato un passo in avanti da un punto di vista della scienza o è cambiata anche l'organizzazione della cura? Entrambe secondo me, nel senso che cambiano le necessità, cambiano i piani di trattamento, cambiano le indicazioni e sicuramente una riabilitazione che funzioni, che sia veloce, che riesca a entrare a riabilitare subito è efficace per il paziente. È importante per i pazienti, importante anche per l'ospedale stesso, riduce i tempi di ricovero, fa ritornare velocemente il paziente nella propria situazione familiare, reintegra più velocemente e quindi sicuramente è una finalità importante anche per avvicinarci a quelle che sono le attuali indicazioni che l'ospedale, che la regione ci indica. Però tornando al paziente, no, per un attimo, lasciando da parte tagli, questioni organizzative, non ci pensiamo. La riabilitazione del paziente. Lei mi diceva, insomma, iniziamo con i bambini appena nati, no? Sì. Quanto questa attenzione, un bambino che ha il piedino ritorto poi evita problematiche nella crescita, quanto questo è importante, quindi quanto è anche importante una diagnosi riabilitativa precisa? È logico, si parte soprattutto facendo la diagnosi, sentendo i colleghi, vedendo qual è il miglior modo di muoversi. Ci sono situazioni che possono risolversi solamente con il nostro intervento, ci sono situazioni che richiedono l'intervento di colleghi di altra specialità, soprattutto di ordine ortopedico, per ristabilire un equilibrio statico e per ridare la possibilità al bambino poi di camminare in maniera normale ed autonoma. E quindi la diagnosi iniziale, il trattamento precoce in questi casi qua è importante, sicuramente importante. Per quanto riguarda gli anziani che in molti casi in passato dopo una frattura di un femore piuttosto che un ictus eccetera magari venivano lasciati senza un'adeguata riabilitazione e poi si allettavano, quanto si fa in questo caso? Quanto è importante anche un novantenne alzarlo magari dopo un giorno? Lavoriamo molto con gli anziani, si lavora molto sotto tutti gli aspetti, in qualsiasi caso un anziano, per quanto poco anche un ricovero non dovuto a delle eventualità molto drastiche, tipo una frattura o basta un allettamento per un qualche motivo di ordine medico generale, non lo so, una bronchite un po'
perdere velocemente le proprie capacità, e quindi è importante lavorare anche, e lavoriamo molto sugli anziani. Che piani avete appunto di riabilitazione durante il ricovero per le persone anziane? Cioè, cosa consiste? Insomma, ci faccia un po' capire. Appena la situazione è stabilizzata, quando noi possiamo intervenire, quindi veniamo chiamati dai colleghi che seguono direttamente da un punto di vista medico il paziente, noi facciamo la nostra valutazione e in base a ciò che rileviamo viene fatto il piano di riabilitazione individuale, quindi da lì si parte con fare tutta una serie di passaggi per consentire alla persona anziana, alla persona colpita di, in base a ciò che ha e a quanto e come sta recuperando, di riprendere tutte le maggiori potenzialità possibili, e quindi da lì si comincia a lavorare in stanza a volte, nei primi giorni, poi appena è possibile si entra in palestra e quindi l'attività si sposta in palestra, e quindi con un approccio individuale, perché lavoriamo molto a livello individuale, e da lì poi si segue anche nel futuro passaggio. Cerchiamo di lavorare molto anche con le famiglie, cerchiamo di addestrare anche chi seguirà l'anziano dopo a casa, cioè con chi si prenderà cura di lui, cercando di dare consigli, di studiare l'ambiente, di vedere anche nella prescrizione degli ausili necessari, cercando anche di vedere il domicilio se possibile e di adattare proprio, di calzare bene la cosa anche per il domicilio. Lei che è il medico e fisiatra appunto fa la diagnosi della problematica e stabilisce qual è il percorso ovviamente di cura riabilitativo. Abbiamo sentito che insomma, una riabilitazione che è basata su esercizi, è basata su attività in palestra, è basata sull'impiego di ausili, quindi sì. A Chioggia avete un reparto strutturato come? Ma la mia unità operativa è collocata attualmente al 6° piano dell'ospedale, è dotata di 3 palestre, abbiamo degli studi, anche degli ambulatori dove si fanno delle attività individuali e più con una certa privacy, quindi dipende da qual è la situazione che c'è da affrontare. Le palestre sono organizzate come le normali palestre, non con attrezzature sicuramente strabilianti, ma con tutto ciò che serve per rimettere in piedi una persona e per lavorarci. Per fare una buona riabilitazione, no? Si è un po' così abbagliati dall'idea che la tecnologia faccia più miracoli delle mani umane, no? Penso alle manipolazioni, poi manipolazioni che vanno fatte da medici, il fisiatra che deve toccare i punti, no? Perché sennò si rischia di compromettere. Quanto appunto la tecnologia può sostituire l'attività dell'essere umano nella riabilitazione, quanto è delicato, anche perché non so, abbiamo un dolore, qualcosa, si tende magari ad andare dall'estetista a farsi fare il massaggio, quanto bisogna invece stare attenti? No, allora, non mi piace il termine sostituire, nel senso la tecnologia ci è molto utile. E la tecnologia è uno strumento attraverso cui noi possiamo avere una marcia in più in determinate situazioni. Ma non come può diagnosi essere o come tecnica riabilitativa? In entrambi i casi. In entrambi i casi, in tutte e due le maniere. Si usa molto nella riabilitazione l'uso anche di macchinari, di strumentazione, si usa la realtà virtuale. Cioè? Nella rieducazione del paziente neurologico, ma nella rieducazione del paziente neurologico si usa anche la realtà virtuale. Viene usata soprattutto nei centri dove si fa la neuroriabilitazione a livello importante e utilizza proprio la realtà virtuale, cioè tu devi allenare proprio il sistema del movimento attraverso la prima parte, cioè l'ideazione del movimento, e attraverso questa poi ti consente di appropriarti di nuovo di una tua capacità. Quindi praticamente vengono messi in una specie di software i parametri del paziente, attraverso ovviamente dei software che sono vengono dati dei compiti, dei dati, vengono dati dei compiti da eseguire. Proprio un'analisi del movimento, insomma. Sì, e anche proprio l'ideazione proprio del movimento. Cioè l'ospedale di Chioggia d'inverno ovviamente deve servire il bacino di utenti che gravita in un'area abbastanza vasta, no? Perché poi Chioggia è lontana rispetto, se vogliamo, agli ospedali di Padova piuttosto che di Venezia, quindi ha una sua caratterizzazione.
E poi d'estate c'è il flusso dei turisti. Come cambia la vostra attività nelle stagioni? Sì, solitamente c'è un aumento di questa cosa qua. Pensavamo che andando al mare a fare i turisti uno non avesse nessun problema, invece... Purtroppo sì, ci sono anche a volte, lavoriamo anche con i turisti perché gli incidenti succedono, le fratture ci sono, le distorsioni, i traumi ci sono e quindi lavoriamo anche con i turisti. Ogni anno l'ospedale si attrezza. La Romea fa tanti danni? Ma non solo, anche sì, sicuramente gli incidenti stradali hanno una buona rilevanza. Dopo però ci sono anche gli incidenti che succedono anche a chi usa la spiaggia, nei campeggi, in tutte queste situazioni qui, e si lavora anche su questi qua. La medicina durante il periodo estivo viene affrontato proprio questo tema qua. Cioè viene incrementato, quindi c'è tutta una... Sì, quindi il vostro servizio viene incentivato? La mia attività no, soprattutto si cerca di dare un'attività di base per tutti i turisti. È logico che se io ho ricoverato un paziente che è un turista e che per me è un paziente è, quindi viene trattato logicamente. Da dove arrivi. Sì. Fare la riabilitazione, mentre insomma nella chirurgia, no, i tempi tecnici sono rapidi, la riabilitazione necessita di tempi piuttosto, secondo noi, più lunghi, insomma, una riabilitazione... Dipende sempre da qual è la diagnosi, da qual è il problema. Sicuramente la progettazione dell'iter riabilitativo dipende appunto da qual è il trauma che ha portato. In ospedale quanto può durare la riabilitazione? Perché poi lei diceva li seguiamo a casa, eccetera. Guardi, allora, recentemente abbiamo fatto una revisione dei pazienti che abbiamo seguito l'anno scorso in maniera più intensiva ricoverati. Abbiamo visto per esempio che lavoriamo con pazienti molto anziani. Okay. Noi all'interno del Dipartimento di Medicina seguiamo quindi tutti i pazienti che afferiscono a quel dipartimento provenienti dagli altri vari reparti. Lavoriamo con pazienti di natura ortopedica per il 57% circa, i pazienti quindi erano di natura ortopedica, il rimanente non ortopedica. Qualcuno che si è fratturato, osteoporosi, entrambe le cose, sia traumatologica e quindi cadute, fratture, traumi di questo tipo, sia di tipo e quindi protesi d'anca, protesi di ginocchio, sia cose invece legate a una chirurgia di elezione. In qualsiasi caso entriamo in entrambi questi tipi di procedimento, fratture di qualsiasi tipo, spalle, ne vediamo tantissime di queste qui e comunque circa il 60% di questo tipo sono questi tipi di pazienti. La rimanente erano pazienti non di natura ortopedica, quindi soprattutto neurologici. Le protesi d'anca arrivavano circa rappresentava il 71% delle patologie di ordine ortopedico e i pazienti neurologici circa il 70%, anche questi per il gruppo dei pazienti non ortopedici. E il periodo medio di permanenza in ospedale era di circa 15 giorni, 16 giorni per i pazienti, 15 giorni,4 per i pazienti, per i pazienti ortopedici e leggermente superiori 17, il 16,7 per i pazienti non ortopedici. Quindi dei tempi medi non importantissimi. Però cerchiamo neanche ridotti, insomma, c'è il giusto tempo per una riabilitazione. Sicuramente i pazienti neurologici impegnano molto di più. C'è il rischio che quando vadano a casa per una serie di motivazioni, vuoi anche perché uno si lascia un po' andare, non prosegue la riabilitazione, che rischi di compromettere il lavoro che fate voi in ospedale? E questa è una cosa su cui noi insistiamo tantissimo, anche cercando di fornire dei programmi domiciliari, perché questo si vede spesso purtroppo. Questo si vede spesso, nonostante cerchiamo veramente di educarli ad una serie di esercizi che possono ripetere a casa, però vediamo che se il paziente non è ligio e non segue queste indicazioni, nel momento in cui facciamo i controlli vediamo che una qualche abilità viene persa, per cui insistiamo molto su questa cosa qua. Questo perché il paziente è pigro, perché... Mi scusi, perché il paziente è pigro o perché... Con questa domanda torniamo subito dopo la pubblicità, perché vedo che devo dare la linea agli spot. Tra pochissimo, grazie.
Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di 7 in punto, con me Andrea Roncato. Adesso la presento con precisione, fisiatra, responsabile del reparto medicina e riabilitazione dell'ospedale di Chioggia. Va bene, questa volta? Perfetto. Ho imparato la lezione. Perfetto. Dicevo, voi, lei mi elencava prima che andassimo in pubblicità, 15 giorni mediamente per la riabilitazione per quelli che possono essere i pazienti ortopedici, qualcosa in più per i pazienti. Questo è quello che abbiamo ricavato dall'anno 2011. Quindi un periodo tutto sommato, insomma, che ha una sua valenza. Sì. Poi c'è il problema che quando il paziente va a casa si dimentica di avere una continuità, no, applicativa, dimentica di andare in palestra e magari regredisce. Allora, volevo chiederle, per pigrizia, perché ci si sente bene, perché ci si lascia andare? Cioè, qual è la molla che... Dipende dalla fascia di età, logicamente. Quando stiamo parlando, per esempio, di un paziente che ha avuto una frattura di femore per una caduta, è difficile pensare che possa uscire, andare in palestra o fare. Quelle sono attività che tu impari in palestra da noi e dovresti cercare di rifarlo dopo a casa tua, applicandoti di mattina o di pomeriggio. È invece, per esempio, fondamentale per un paziente che ha avuto un problema di un infarto miocardico e che viene riabilitato a livello della palestra della cardioriabilitazione, che una volta che è stato dimesso continui a seguire in maniera stretta le indicazioni che vengono date per quanto riguarda il fumo, l'alimentazione, il controllo del colesterolo, l'attività quotidiana di ordine fisico. E quindi allora, mentre un paziente di questo tipo tralascia queste due rotaie fondamentali per la sua salvezza, allora forse sono d'accordo con lei nel definire un po' pigro o che non rispetta le giuste indicazioni. È più difficile quando parli di un paziente anziano. Dall'anno scorso siamo partiti in collaborazione con la Caritas di Chioggia. Infatti, magari perché si parla in questo nuovo piano sociosanitario, adesso la metto sui carboni ardenti, no? Andiamoci tranquilli. Meno ricoveri perché costa troppo, però facciamo gli ospedali cosiddetti di riabilitazione, il servizio territoriale, gli UTAP, tutte queste belle cose, assistenza del territorio. Continuità assistenziale. È assolutamente però esiste vero. O uno arriva a casa e non sa più dov'è. Stiamo lavorando su questa, ma sono assolutamente d'accordo su questo principio. Le stavo dicendo. Cioè che oggi esiste il supporto del servizio territoriale, magari lei individua il paziente più fragile che non farà il suo percorso in autonomia, oltre a sensibilizzare i familiari, magari sensibilizza anche il servizio territoriale di riferimento. L'appoggio è importante, lasciamo sempre il nostro appoggio dopo la dimissione, c'è sempre, quindi possono venire da me quando vogliono. Da 2 anni siamo partiti con questo progetto in collaborazione con la Caritas, dove cerchiamo di vedere dopo le dimissioni, in particolari situazioni, non per tutti, ma per chi ha più necessità, esattamente, di seguire il reinserimento a domicilio con delle terapiste. Che prendono contatti con la famiglia, vanno a vedere l'ambiente, vanno a vedere come utilizzano i vari ausili che noi abbiamo dato in dotazione ai pazienti, che controllano le indicazioni se vengono rispettate, che seguono e educano e aiutano la famiglia ad affrontare le varie difficoltà. E sta funzionando, le famiglie sono molto contente di questa, è veramente dare secondo me si sentono più tranquille, si sentono assolutamente... Una corretta proprio gestione, perché nessuno poi vuole stare in ospedale all'infinito. Come anche continuità assistenziale, nel momento in cui io subisco un trauma e subisco un intervento, avere poi la possibilità di continuare presso la nostra unità operativa la rieducazione dopo la dimissione. Abbiamo tantissimi pazienti che vengono dal domicilio, fanno la riabilitazione e se ne ritornano a casa. Anche perché lei diceva che avete parecchi pazienti anziani, però io penso anche a tanti giovani che magari sono vittime purtroppo di incidenti stradali anche pesanti, che crescendo, andando avanti con gli anni, magari possono avere delle problematiche anche serie. Quindi una volta che uno viene preso in carico nel vostro ospedale nel corso degli anni, può sentirsi insomma seguito anche, perché insomma ci sono traumi molto seri. Certo, non parliamo di colpi di frusta, parliamo di persone che voi magari riuscite a rimettere in piedi.
si cerca sempre di dare sempre le risposte migliori. Logicamente io lavoro a Chioggia ormai da 12 anni e quindi sono situazioni che vedo e che misuro e con cui entro in contatto, perché sicuramente... C'è un caso che ci può descrivere, ovviamente senza fare nomi e cognomi, non so, magari di un ragazzino o di una ragazzina vittima di un incidente che ancora in qualche modo ha visto dei risultati, perché credo che se uno si appassiona al proprio lavoro, la riabilitazione è un lavoro lento e progressivo, no? Che magari quando si dice, si grida al miracolo, è frutto di un lavoro pesante fatto dietro. Questi sono i casi che sicuramente danno anche più soddisfazione quando tu riabiliti una persona dopo un incidente stradale. Lavorando da tanti anni in uno stesso servizio, queste sono le cose che sono anche più belle. Ti capita anche di seguire purtroppo l'evoluzione di malattie degenerative che invece lì sono un attimino più pesantine da gestire. Ma quanto la riabilitazione serve a bloccare la degenerazione di queste malattie? Quanto è importante? Lei parla di malattie, lo so, penso alla sclerosi multipla, tanto per parlare fuori dai denti. Magari noi potessimo bloccare. Ma magari migliorare la qualità della vita di queste persone? Sì, quello sì, ma il bloccare direi che... Però la riabilitazione ha una sua importanza. Sicuramente nel momento in cui c'è la necessità, c'è la perdita, ritorniamo sugli stessi temi di prima, c'è una perdita di abilità e di funzionalità, noi possiamo cercare di adattare a ciò che è il quadro attuale e ridare il più possibile l'autonomia a quel paziente. È logico che questo discorso vale fino a un certo punto, ci sono dei momenti in cui la serietà e la gravità della malattia è tale per cui dobbiamo ricorrere agli ausili, dobbiamo ricorrere, e le dico che queste sono le situazioni che forse quando impari poi si entra anche in un rapporto molto... Riuscite anche a comunicare magari come sfruttare la potenzialità di alcuni muscoli che finché si è perfettamente sani uno neanche li prende in considerazione, quando è in uno stato di necessità riesce a potenziare, a fare cose che non immaginava? Riuscite anche a fare lavora con ciò che si ha e quindi sì, sicuramente il nostro compito è proprio anche quello. Di ridare funzionalità al massimo. Sì, e di utilizzare ciò che si ha per cercare di renderlo il massimo, il più potenziale, insomma, cercare di stimolare il più possibile. Sì. Come possiamo fare, no? Perché quando si sta bene non ci rendiamo conto del bene prezioso che abbiamo. Lei fuori onda mi diceva il corpo umano è una macchina perfetta, però è una macchina perfetta fino a che non entra in collisione con altre macchine imperfette, che le altre macchine imperfette sono quelle che ci sono nella vita, non solo le auto. Come fare per avere cura del nostro organismo dal punto di vista dell'apparato muscolare, dell'apparato scheletrico? Quali consigli ci può dare? Cosa vi posso dire? Vi posso dire cercare di fare il più possibile attenzione e imparare a sentirci, perché è importante riuscire a sentire proprio il proprio corpo, le proprie potenzialità muscolari, cercare di capire quali sono i nostri limiti, di ciò che possiamo fare, di come possiamo lavorare per aumentare le nostre potenzialità e mantenerle. Quindi alimentazione. Postura, la postura che si parla tanto, l'essere sempre seduti, chini sul PC che tu è un termine con cui ci misuriamo tutti i giorni. La postura è la nostra, è come noi ci orientiamo nello spazio e quindi è logico, dobbiamo cercare di mantenere delle posizioni consone, utili a caricare e a scaricare in maniera giusta il nostro peso sul nostro organismo. E quindi sì, una parte del mio lavoro è anche quello, lavoro molto soprattutto per tutti i problemi di lombalgia, per tutti i problemi di ernie discali, lavoro molto per cercare di spiegare ai pazienti quali sono i meccanismi attraverso cui si arriva a quel tipo di danno e quali sono le cose che si devono fare per non peggiorarlo e quali sono le attività. Altissimi per le donne? È assolutamente bello. Quindi si può alla schiena? Insomma, vanno portati in maniera adeguata e magari alternarle con un po' di scarpetta da ginnastica, con qualche piccola corsetta, un po' di attività in acqua se è possibile. L'acqua, proprio in questi ultimi secondi che abbiamo, quanto è importante per la riabilitazione? È un ambiente fantastico per la riabilitazione. Quindi l'acqua. Piscina sempre comunque. E noi anche lì è una cosa che mi piacerebbe sfruttare molto di più di quanto già lo faccio. Fortunatamente abbiamo delle piscine lì, abbiamo dei contatti all'interno delle piscine con
con dei Chi l'avrebbe mai terapisti. detto che addirittura all'ospedale di Chioggia avete anche le piscine? Non ce l'abbiamo all'interno dell'ospedale. Però avete la possibilità di andare in piscina. Abbiamo delle piscine che hanno capito giustamente che si può lavorare molto bene in piscina e ci aiutano in parecchie patologie. Perché l'acqua e quindi ci sono permette delle che il peso corsie si scarichi e quindi si può lavorare. fondamentale per la colonna, ma non solo. Lavoriamo molto con la riabilitazione in acqua per le spalle, per i recuperi dopo i traumi vertebrali, dopo qualsiasi tipo di intervento di chirurgia vertebrale, crolli vertebrali nell'anziano, è un elemento... L'acqua è vita, non è una banalità. È il nostro primo ambiente, direi, no? E quindi ritornare lì è una cosa che dà sicuramente... Non è sempre facile convincere una persona anziana ad entrare in piscina, però quando ci riesco poi mi riconoscono la cosa. Sì. Ringrazio Andrea Roncato, fisiatra del reparto di medicina e riabilitazione dell'ospedale di Chioggia. Subito dopo la pubblicità un altro ospite, un'altra storia, un altro approfondimento. A tra pochissimo, grazie. Arrivederci.